Iniziato da mezz'ora il vertice a Roma tra Luca Zaia e il ministro veneto Erika Stefani per far ripartire l'iter dell'autonomia dopo la preintesa. Il governatore dice: sono fiducioso, Stefani si è sempre battuta per questo obiettivo. Amministrativi 2018 a Treviso e Vicenza dopo la vittoria, i neosindaci di centrodestra alle prese con la scelta della giunta. Mario Conte ieri sera a Ring dice: voglio una squadra più forte di me. Stamane a Brusegani i funerali dell'operaio morto il 6 giugno in seguito alle ustioni riportate nell'incidente alle acciaierie venete del 13 maggio scorso. Ondata di maltempo ieri sera nel Coneglianese, danni soprattutto all'agricoltura a causa della grandine che si è abbattuta in diversi comuni. A Treviso nella notte è tornato a colpire il piromane che da settimane sta tenendo sotto scacco la zona di via Pinelli. Matrimonio con canestro e il video diventa virale sui social, la singolare cerimonia a Crespano del Grappa, la sorpresa del parroco, lo sposo giocatore di basket. Al termine di una grande stagione pur conclusa nell'amarezza, mister Pippo Inzaghi dice addio al Venezia, dai tifosi un affetto incredibile, il mio cuore dice resta qui. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano, come avete visto e sentito dai titoli, parliamo dell'autonomia, una giornata importante, quella di oggi per l'autonomia del Veneto, per la ripresa di un percorso il cui obiettivo è arrivare alla intesa dopo il referendum del 22 ottobre scorso e la preintesa raggiunta a gennaio. I mesi di stallo ovviamente non hanno aiutato, ma il percorso riprende oggi e riprende con l'incontro iniziato poco più di mezz'ora fa a Roma tra il governatore Luca Zaia e il ministro agli affari regionali veneto e leghista Erika Stefani. Abbiamo allora raggiunto al telefono proprio il governatore Luca Zaia, che si trova appunto a Roma, qualche minuto prima che entrasse nel tavolo di confronto, nel vertice a porte chiuse, che peraltro dovrebbe concludersi fra poco. Sentiamo allora le sue parole, le sue aspettative e anche il significato della ripresa di questo percorso. Sentiamolo. Intanto so che ho un interlocutore, un'interlocutrice che è una veneta che ha sostenuto l'autonomia e che è lì in quel ministero per portare l'autonomia non solo al Veneto ma anche ad altre regioni che lo chiedono. E mi aspetto che parta definitivamente il tavolo, che si insedi, che partano e si acceleri sul fronte del lavoro delle commissioni paritetiche, che tradotto in soldoni vuol dire per ogni materia capire quali saranno le competenze che ci arriveranno e le risorse. Sono fiducioso, penso che sia verosimile che si possa arrivare a una intesa in Parlamento entro fine anno. Dopo da lì a cascata ci saranno tutti i provvedimenti che ci saranno conseguenti. Voglio ricordare ai veneti che noi siamo l'unica regione che non applica tasse, nel senso che tutte le tasse che una regione può applicare il Veneto non le applica, va dai ticket regionali della sanità che noi non applichiamo, voglio ricordare che si pagano i ticket minimali previsti dalle leggi nazionali, non quelli regionali, all'addizionale IRPEF e a molto altro ancora. Queste tasse non pagate dai veneti valgono circa 1.179 milioni di euro all'anno, ripeto 1.179 milioni di euro all'anno che non preleviamo dalle tasche dei cittadini. Questa è la risposta che do a tutti quelli che magari dicono ma cosa sta facendo la Regione per il rilancio dell'economia? Lascia nelle tasche dei veneti 1.179 milioni di euro all'anno. Queste le parole dunque, come diciamo l'incontro a Roma si concluderà a breve, quindi nel corso delle nostre telegiornali successivi, nei prossimi appuntamenti con i nostri telegiornali vi daremo conto di quanto accaduto e di cosa è emerso dal vertice a Roma con il ministro Erika Stefani. Dall'autonomia alle elezioni amministrative 2018, parlando ovviamente dei due comuni maggiormente sotto i riflettori, due capoluoghi che hanno visto il centrodestra ritornare alla guida, a Vicenza dopo 10 anni e a Treviso dopo 5 anni, dopo la vittoria adesso per i neosindaci Mario Conte per Treviso e Francesco Rucco per Vicenza. La questione è trovare la squadra di giunta ed è appunto un tassello molto importante, la squadra di governo delle città. Ieri sera a Ring era ospite proprio il neosindaco di Treviso Mario Conte, ha parlato anche di questo. Sentiamo le sue parole. Io ho in testa le caratteristiche dei componenti della giunta, che tra l'altro devono avere una predisposizione molto importante legata all'ascolto delle esigenze dei cittadini, ognuno in base alla propria competenza. Vi dico anche che
voglio creare una squadra di persone, tutte in base alla propria competenza, molto più forti di me. Cioè io devo essere il catalizzatore di una squadra che in base alle proprie competenze è al massimo, quindi chi si occuperà di lavori pubblici deve essere il più bravo. Quindi quanto sarà politica allora e quanto tecnica? Questo non lo so dire perché io ho in mente esattamente i profili che cerco, li cercherò in base ovviamente a degli equilibri di coalizione, se non li troverò all'interno delle liste li pescherò tranquillamente e serenamente dalla società civile. Quindi la possibilità anche di assessori esterni, come capita spesso nelle giunte. Alle prese con la giunta anche Francesco Rucco, che ieri è stato intercettato in piazza da Carlo Inghilleri e ha raccontato anche delle priorità per Vicenza. C'era sicuramente un'aria positiva, mi aspettavo un ballottaggio, anche visti i numeri bassi dell'affluenza, devo dire che è stata una sorpresa per tutti, infatti abbiamo vinto di mezzo punto, abbiamo superato meglio di mezzo punto l'asticella del 50%, ora sono contento, siamo tutti contenti, è un bel lavoro di squadra. Ecco, tra l'altro è una vittoria che capita in un giorno speciale anche per la sua famiglia. Lo possiamo dire? Sì, è il compleanno di mia figlia, è nata 11 anni fa alle 4 della mattina e io dopo 11 anni divento sindaco. Quindi insomma è un bel modo di festeggiare, sì. Che gliel'ha detto stamattina quando si è svegliata? Sì, gli ho detto subito alle 7, siamo andati a trovarla, abbiamo svegliata, era a casa dei nonni e è rimasta molto contenta ovviamente. Certo, adesso però bisognerà cominciare a fare i conti anche con il governo della città, ha già in mente una squadra per la prossima giunta? Ma ancora no, nel senso che ho qualche idea da proporre alle liste sia di civiche che ai partiti, sicuramente ci confronteremo in maniera costruttiva, priorità sicuramente sicurezza e viabilità, come abbiamo detto in campagna elettorale. Lasciamo la politica adesso, apriamo la pagina della cronaca che cominciamo il nostro giro della cronaca ancora una volta dal Val Tovanella, siamo in Cadore nel Bellunese perché stanno continuando le ricerche di Giocondo Ghirardo, il 78enne di Vittorio Veneto che è scomparso venerdì scorso mentre era uscito per andare a Lumache. Ogni giorno che passa ovviamente le speranze per la famiglia nell'angoscia da venerdì si assottigliano sempre di più. Ieri c'è stata un'altra giornata che si è chiusa senza aver potuto fare luce sulla scomparsa del 78enne, in campo il soccorso alpino di Longarone, il centro Cadore, Pieve di Cadore, Belluno, Auronzo e Cortina, i vigili del fuoco con SAF e sommozzatori, ripreso in mano la cartina dell'area da Vestra a Termine di Cadore, suddividendola poi in zone, quindi un lungo e importante lavoro di ricerca. Purtroppo ancora come detto le ricerche non hanno dato esito. Ricordiamo che Giocondo Ghirardo, alto 1,70 m, pesa 90 kg, dovrebbe indossare un paio di pantaloni marroni, felpa blu con polsini rossi e calza stivali di gomma. Ovviamente chiunque abbia sue notizie è pregato di contattare i carabinieri perché c'è purtroppo una famiglia che aspetta di sapere cosa è successo. E adesso nel Padovano, nella chiesa ortodossa di Brusegana, dove questa mattina sono stati celebrati i funerali dell'operaio morto il 6 giugno in seguito al terribile incidente alle Acciaierie Venete. Ultimo saluto a Padova per Sergio Todita, l'operaio di 39 anni morto in seguito alle ustioni riportati nell'incidente avvenuto il 13 maggio scorso alle Acciaierie Venete. L'uomo era ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale di Cesena. Per lui era stata allestita la camera ardente a Cadoneghe. Il funerale si è celebrato stamattina nella chiesa ortodossa di Brusegana, alla presenza anche della moglie dell'altro operaio ferito, che è tuttora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova, e dei rappresentanti sindacali dello stabilimento. Todita sarà poi sepolto nel cimitero di Sant'Antonino all'Arcella, dove viveva con la famiglia. Intanto emerge che l'azienda sta supportando con aiuti economici la famiglia dell'operaio. Un altro operaio, e siamo ancora nel Padovano, un operaio di 30 anni, stava per suicidarsi con una pistola ma è stato fortunatamente disarmato e salvato dai carabinieri di Piove di Sacco. I militari si sono attivati dopo essere stati allertati dalla fidanzata dell'uomo che aveva ricevuto un messaggio in cui preannunciava l'intendimento di togliersi la vita. La donna
ha aggiunto agli investigatori che il fidanzato stava attraversando un periodo particolarmente difficile sotto il profilo psicologico e che quindi temeva effettivamente potesse portare a termine il suo intento. Dalla centrale operativa dell'Arba un carabiniere si è messo in contatto telefonicamente con l'operaio, riuscendo a instaurare un dialogo con l'obiettivo di farlo desistere dalle sue convinzioni. Nel frattempo una pattuglia è riuscita a localizzare il posto dove si trovava, una zona isolata di Ponte Longo, in prossimità di un casolare abbandonato, e l'uomo era dentro e teneva in pugno una pistola. È iniziata allora una delicata negoziazione e i militari sono riusciti a far desistere l'uomo dal suo terribile intento. Ai propri militari l'operaio ha spiegato di aver avuto un momento di sconforto, quindi un'importante azione da parte dei carabinieri per sventare un tragico gesto. Adesso torniamo sulle strade del Veneto. Ormai è una consuetudine purtroppo al quale ci si sta abituando sempre di più, le mattinate da incubo sia in autostrada 4 sia in tangenziale a Mestre, e ci racconta quanto è accaduto questa mattina al telefono per noi Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno a voi da Venezia. Chiusa l'autostrada 4 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia a causa di un incidente accaduto attorno alle 8:30 di questa mattina. È stato interdetto al traffico anche lo svincolo in entrata a San Giorgio in direzione Venezia ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. L'incidente, un tamponamento fra 4 mezzi pesanti e 2 auto, non ha avuto fortunatamente conseguenze per le persone. I mezzi coinvolti hanno bloccato la carreggiata e di conseguenza il traffico. Sul posto del personale di Autovie Venete, Polizia Stradale e soccorsi meccanici. Disagi attorno alle 10 anche in tangenziale a Mestre, all'altezza dello svincolo dell'uscita per Venezia, a causa dell'uscita di strada autonoma di uno scooter sulla rampa che conduce alla rotonda di Marghera. Il conducente è rimasto in questo caso lievemente ferito. Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, SUEM e personale della CAV hanno lavorato per i soccorsi. L'incidente ha causato il rallentamento del traffico e code che si sono risolte poco dopo i rilievi di legge e la rimozione del mezzo incidentato. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Adesso l'ondata di maltempo che ha colpito nella Marca Trevigiana il Coneglianese nel tardo pomeriggio e poi nella serata di ieri, e soprattutto la grandine, quindi purtroppo danni all'agricoltura. Picchi di grandine di 3 centimetri e poi vento forte e pioggia battente. Una violenta ondata di maltempo si è battuta nel tardo pomeriggio di ieri sul Coneglianese da Colfosco a Susegana a Santa Lucia, causando non pochi danni alle colture. Una quindicina gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi pericolanti, rami caduti, per coperture di tetti. 6 le squadre al lavoro arrivate da Conegliano e Treviso. 15 minuti di inferno con forti raffiche di vento accompagnate da una violenta grandinata che ha causato diversi danni alle auto, ma anche e soprattutto alle colture. In alcuni casi si stimano perdite intorno al 40% del raccolto. E la tregua di stamane rischia di essere di breve durata. Già nel pomeriggio di oggi infatti si attendono altri temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. Nel capoluogo della Marca adesso abbiamo già raccontato nei nostri telegiornali di Treviso di un maniaco, di un piromane, o forse più di uno, che tiene in scacco una zona particolare di Treviso con atti di vandalismo e soprattutto con attacchi incendiari alle auto. Ebbene, il piromane o i piromani sono tornati in azione stanotte. Torna l'incubo piromane a Treviso, la zona sempre la stessa, anche l'orario, quello dei precedenti episodi, le 3. I residenti di via Cacciatori del Sile si sono svegliati la scorsa notte per il rumore delle fiamme che stavano divorando un'auto parcheggiata lungo la strada. In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, evitando che la situazione degenerasse e che il fuoco coinvolgesse i pini che si trovano proprio lì accanto. Il modus operandi il medesimo degli altri atti incendiari delle scorse settimane. Il piromane ha appiccato le fiamme ad un pezzo di carta, mettendo poi altri fogli sugli pneumatici anteriori, come dimostrano i frammenti bruciacchiati rimasti a terra. Si tratta dell'ultimo episodio in ordine di tempo. Già nelle scorse settimane, in via Pinelli, i residenti avevano dovuto fare i conti con il piromane che aveva dato fuoco ad un'auto, ad una moto e poi alla cassetta della posta di un condominio. Le indagini proseguono per identificare il responsabile e intanto nella zona cresce la paura. A Padova adesso con il Consiglio Comunale, tiene la maggioranza in Consiglio Comunale sui temi caldi di questi giorni, di queste settimane, e passa il progetto dell'ex foro Boario.
Consiglio comunale turbolento a Padova, sul tappeto temi e decisioni destinati a modificare l'aspetto della città. Nonostante l'opposizione dei consiglieri di libero arbitrio, la maggioranza ha tenuto. Chi pensava che Coalizione Civica, che sostiene il vice sindaco Lorenzoni, avrebbe potuto fare lo sgambetto è rimasto deluso. Il Consiglio ha approvato lo scambio via Anelli, dove sorgerà la nuova questura, con l'ex caserma Prandina, ha dato il via libera al campus universitario nell'ex caserma Piave e l'ok al progetto Leroy Merlin nell'ex foro Boario. Tra uscite dall'aula e assenze, poi a mantenere il numero legale a un certo punto è stata la consigliera di Coalizione Civica Daniela Ruffini, che pure ha votato contro il progetto dell'ex foro Boario. Avete mai visto un canestro durante una cerimonia del matrimonio? Aspettate qualche secondo di pubblicità e sarete accontentati. Domenica. Rieccoci in studio, in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Allora, a Crespano del Grappa, dove ci celebra un matrimonio, lo sposo è un cestista, è un giocatore di basket, e allora il parroco di Crespano ha un'idea davvero originale, prepara un canestro all'interno della chiesa per fare canestro prima del sì. Inevitabilmente quel video postato sui social diventa virale. Applausi scroscianti, neanche fosse Magic Johnson alla finale NBA. Invece l'insolito parquet è quello della chiesa di Crespano del Grappa. L'allenatore è il parroco Don Francesco ed il giocatore Mattia Riva, che sta per convolare a nozze con la sua fidanzata Marta Rosato. Un matrimonio con un fuoriprogramma davvero originale, quello dei due giovani sposi, il tutto orchestrato dal parroco Don Francesco, che, puntando sulla passione sportiva del futuro marito, giocatore in una squadra di promozione, ha deciso di fare una sorpresa agli sposi, piazzando il canestro sulla navata centrale e, facendo leva sulla metafora partita matrimonio, ha invitato Mattia a tirare da una distanza quasi impossibile, considerando anche l'emozione del momento. Ma lo sposo ha sorpreso tutti centrando il canestro tra gli applausi e il giubilo di parenti ed amici. Davvero singolare. Il web, come dicevamo, è diventato virale questo video sul web, ma il web può essere anche il veicolo per una gara di solidarietà, come è accaduto a Mirano, dove c'è stata una gara di solidarietà per aiutare Massimiliano, un giovane molto conosciuto in città e che passa le sue giornate un po' in giro suonando e cantando in centro città. Sabato un malintenzionato gli ha rubato non solo la chitarra ma anche le medicine e gli indumenti, e al giovane non è rimasto altro che scrivere su un foglio la sua disavventura, stigmatizzando il gesto vile. Il suo dispiacere è stato immediatamente catapultato dai coetanei sulla pagina Facebook 6 di Milano 6, assieme al lancio di una colletta per aiutare il giovane a ricomprare la chitarra. Proprio quando la solidarietà stava per essere concretizzata, è giunto l'annuncio del dono volontario di una giovane, di una ragazzina che ha donato la sua chitarra, e così Max, come lo chiamano tutti, ha di nuovo avuto la sua chitarra, e quindi la solidarietà di Mirano ha dimostrato di poter essere veloce e concreta. Una storia davvero bella. Una storia invece che si conclude pur con gli abbracci è quella di mister Pippo Inzaghi sulla panchina del Venezia dopo una straordinaria stagione che ha avuto un epilogo amaro con l'eliminazione da parte del Palermo. Ieri l'addio di mister Pippo Inzaghi, che si è rivolto soprattutto al calore dei tifosi. Ore 1:30, i Fioi sbarcano al Marco Polo, ad accoglierli c'è il calore strepitoso dei tifosi. Cori da stadio per il presidente Tacopina, braccia e mani che si allungano per un saluto a chi si è prodigato anima e cuore per il rilancio del Venezia. La scena si ripete quando dai varchi esce il mister Super Pippo Inzaghi, che questo pomeriggio, alla naturale scadenza del contratto, ha annunciato la chiusura di un capitolo stupendo. A me quello interessava, di poter lavorare come piace a me. Qui oggi penso che si chiuda una storia stupenda. Penso che più di così insieme non si possa ottenere, sinceramente. Pippo Inzaghi lascia il Venezia, che ha trascinato dalla Lega Pro alla Serie B fino al rush finale per la promozione, in A svanita ieri al Berbera di Palermo per un'autorete del difensore di Lagunari Domizzi. Pippo Inzaghi is a living legend in Italian football. Pippo Inzaghi è una leggenda vivente nel mondo del calcio italiano. And Pippo is forever a very important part of the modern history of Venezia Football Club. E Pippo sarà per sempre una parte molto importante
della storia moderna, recente della Venezia Football. Ha avuto l'umiltà e il coraggio di scendere di categoria e di avvicinarsi al nostro club, ha lavorato con grande dedizione ed è tempo per lui di una grande avventura in Serie A. Così il presidente Tacopina ha ufficializzato l'addio di Pippo Inzaghi, non senza un lungo abbraccio offerto davanti a fotografi e telecamere e ai tifosi che hanno seguito la conferenza stampa trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del club. Un ringraziamento maggiore va ai miei giocatori. I miei giocatori meritavano la Serie A, io non so se andrò in Serie A, loro l'avrebbero meritata. E poi, dopo il ringraziamento allo staff, quello ai tifosi. I tifosi mi hanno emozionato dal primo giorno, mi hanno fatto sentire a casa, mi sono sempre stati vicino, ci hanno sempre dato una grande mano e penso che il gesto di ieri sera che hanno fatto al nostro Rio da Palermo valga più di 1000 parole. Un Pippo Inzaghi peraltro, secondo rumors di mercato, sempre più vicino al Bologna, quindi sarebbe effettivo il suo ritorno in Serie A. E adesso le immagini dello straordinario recupero dell'antico sigillo di Gengis Khan, una ricostruzione partita nel 2008 dalla esposizione di una pergamena in occasione della mostra Accadia ai Carraresi a Treviso dedicata al popolo mongolo. Nel 2005 ho iniziato qui in questa sede le grandi mostre sulla Cina biennali. Parte da qui la storia del sigillo ritrovato, il segno del potere di Gengis Khan, imperatore mongolo che dopo 7 secoli è stato ricostruito, partendo da una pergamena esposta durante la seconda mostra del ciclo di esposizioni della Casa di Carraresi dedicate alla Cina e all'Oriente. Treviso è stato il crocedivia di una serie di coincidenze, proprio davanti a questo documento inviato al Papa e custodito in Vaticano dal 1247. Quando è venuta la delegazione della Cina a vedere la mostra, il direttore del museo di Huahot nei Mongolia interna ha detto: ma questa qua è la famosa lettera che noi abbiamo notizia che il Gran Khan aveva mandato al Papa, di cui non sappiamo nulla. E guardando bene ha detto: ma questo sigillo è straordinario, perché non è in lingua cinese, non è neanche esattamente in lingua mongola, non si sa. E da queste iscrizioni, in un puzzle di molte altre informazioni, grazie all'impegno di 2 storici cinesi, il sigillo del Gran Khan oggi è nuovamente realtà. Questo è aquila bianca, simbolo di aquila bianca, con la testa di aquila e corpo però di leone. La coda di leopardo, quindi è unione della cultura di mongolo, Egitto e cinese e anche una parte di Europa. I 6 righe di testo racconta il popolo deve rispettare il potere del sigillo che rappresenta e sottomettere. Un oggetto prezioso, oltre che testimone della storia mondiale. Farà parte delle collezioni vaticane come segno concreto della collaborazione. Sigillo che è stato donato a Luciano Benetton perché faccia parte del patrimonio della Fondazione. Sicuramente non lo terremo nascosto, non lo terremo a casa, lo metteremo in una posizione che possa essere utile a chi vuole conoscere la storia di questo sigillo. Siamo in chiusura, vi ricordo un appuntamento importante il prossimo venerdì 20 luglio, quindi fra poco più di un mese, andrà in scena a Oderzo la prima Notte Rosa, una serata, un evento podistico dedicato esclusivamente alle donne, organizzato dall'Atletica Tre Comuni in collaborazione con la LILT, delegazione di Oderzo, e si svilupperà in notturna su 2 percorsi della lunghezza di 5 e 8 km con partenza in via Garibaldi vicino alla stazione ferroviaria e arrivo alla Piazza Grande di Oderzo, un'occasione di incontro e divertimento tutto al femminile che si accompagnerà a un importante progetto di solidarietà realizzato dalla LILT, delegazione di Oderzo. Ebbene, questo importante evento del 20 luglio, la prima Notte Rosa, viene presentata questa sera, martedì 12 giugno, alle 18:30 in Piazza Grande Oderzo,
Oderzo presso la caffetteria e wine bar Arbor, e ci sarà anche la testimonial, la madrina di questa iniziativa, la karateka azzurra Sara Cardin. Quindi 18:30 di questa sera a Oderzo, per chi vorrà c'è la possibilità di assistere a come sarà alla presentazione di questo importante evento del 20 luglio, la prima notte rosa di Oderzo. Adesso fra pochissimo, ore 13, parliamo di salute, è martedì quindi è il giorno dedicato alla salute, parliamo quest'oggi di urologia e soprattutto della diffusione delle terapie mini-invasive in urologia. Lo facciamo con il dottor Luigi Maccatrozzo, primario di urologia dell'ospedale di Treviso, e Salvatore Valerio, primario di urologia dell'ospedale di Conegliano. Questa sera invece 20:10 torniamo a parlare delle elezioni amministrative, in particolare di Treviso, perché avremo con noi Stefano Pelloni del Partito Democratico di Treviso, il più votato tra i candidati del Partito Democratico, quindi che ritorna in Consiglio Comunale, confermato in Consiglio Comunale come il più votato del PD, e Riccardo Barbisan della Lega, il più votato in tutta la coalizione del centro-destra, e quindi si parlerà ovviamente del nuovo corso, della nuova giunta e di quello che avverrà nei prossimi giorni. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Nuova perturbazione atlantica sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di martedì 12 giugno. Sul Veneto il tempo sarà spiccatamente instabile, sin dal mattino locali rovesci o temporali possibili un po' su tutti i settori della nostra regione, alternati comunque ad ampie pause soleggiate. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi col passare delle ore deciso peggioramento con qualche rovescio possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Migliorerà in nottata. Temperature minime comprese tra 20 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Tutto sole al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti ovunque. Anche in questo caso migliorerà ovunque entro la serata. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 18 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 25 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.